territorio. Cari telespettatori, ben ritornati, buona serata a tutti quanti voi, anche ai nostri ospiti, ve li presento subito, così facciamo il punto della situazione di un settore che è sempre molto importante, che riscuote anche grandi consensi da parte vostra. Noi leggiamo sempre le vostre mail e le vostre istanze. Ben arrivata l'assessore alla Regione del Veneto all'Agricoltura, Giuseppe Pan, grazie di essere qui con noi. Buongiorno a lei. Ben ritornato anche Roberto Betto, presidente della CIA di Padova, CIA Agricoltori. Buongiorno a tutti. Ben arrivato Maurizio Antonini, direttore CIA Veneto. Saluti ai nostri telespettatori. Grazie. Enzo Sonza, presidente consorzio di bonifica Brenta, che ha anche l'onere di rappresentare anche gli altri consorzi di bonifica, perché poi avendo l'assessore regionale possiamo parlare in generale. Bonifica Brenta ci riguarda in modo settoriale per alcuni aspetti, lo vedremo insieme. Parliamo principalmente della questione delle acque. Sappiamo benissimo rispetto all'anno scorso che ogni anno cambia la situazione. Ce n'è troppo poca, quindi siccità, carenze, l'agricoltura ne risente e poi con le conseguenze che ci possono essere. Ce n'è troppa o ne viene troppa in pochissimo tempo, ma allora perché non sono stati fatti degli interventi, perché non è stata una regolamentazione, gli investimenti? Insomma, vediamo di capire qual è lo stato dell'arte al momento attuale, quali risorse servirebbero, quali progetti ci sono, che cosa è stato fatto, perché giustamente molti non sanno cosa è stato fatto, poi qualcosa invece si fa e non poco. E poi facciamo anche un quadro in generale dell'agricoltura nella nostra regione. C'è anche la legge parchi che da poco è uscita, ce ne parlerà l'assessore, ma non soltanto, ci sono tante cose interessanti. Come sempre, parentesi con i pensionati della CGL, dello SPI CGL del Veneto, poi ritorniamo in studio e incominciamo.